ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, bentornati. E anche questa settimana nuovo vlog. Già lo sapete che ogni lunedì vi aspetto per vedere cosa mi è successo nel weekend. E indovinate un po', anche questo weekend ha iniziato in pizzeria. Alex, fammi vedere il nuovo acquisto qua. No, ma mi vuoi vedere a Bissaorba? No. Perché no? Non te lo dici qualcuno. Allora neanche come fammi vedere il tatuaggio. Neanche come pagare la tosa, muto. Allora, la situazione è diversa. Villone la situazione è diversa. Villone non pagate 2 ieri sera, muto. Pagate 2. Ah, pagate 2, muto Villone. Maestro, ne ho paccate 2 ieri. No, questo. Lascia stare. Voglio sono a portare Sandro a casa. Io però oggi l'hanno fatto. Dai, mangi il panino. E no, voglio venire pasta. Mangi il panino. Ma quelli non vuoi tanto, Ma che ora lo muto? Ho visto lei venire dentro. no, vedi troppa bellezza questa parte. Non ce l'ha fatta a tenersi. Occhio che te rovini i ris. Appunto, me lo vedi? Essendo sabato sera e non sapendo cosa fare, siamo andati a vedere una partita di pallavolo, perché ci hanno detto sì che c'era questa partita. E noi, da veri amanti di tutti gli sport, ovviamente siamo andati a vedere. Oh, e allora cosa dici questa partita? Interessante, molto. Ma perché? Ma com'è che siamo finiti qua? Perché siamo veri sportivi noi. Esattamente, noi vogliamo tutti gli sport. E apprezziamo. Guarda Maurizio, guarda Maurizio. Dove? Guarda Maurizio, con la felpa rossa. Ah, Maurizio. Dove io sì? Dove Simone? Dove è andato Simone? E avevo vinto a partita. Ris, cosa dici della vittoria della partita? Gran partita, Maurizio allenatore non sbaglia mai. Di. Mio padre. È che avevo vinto a partita. Ho visto? Cosa hai visto? Beh. Tifosi? Che negli ultra qua che... Madonna, ho visto ben 10 minuti di partita. Però 10 minuti di fuoco. Intensi. Avevo visto a vittoria della partita. Visto pure la vittoria, meglio di così. Dopodiché siamo andati al bar. Beh, già che lascia le briciole sul tavolo. Vario qual vuoi. Un altro modo per capire. Per i tuoi fans. Per i tuoi fans. Vedi tu che Iris serve a rimorchiare? Devo specchiarmi su quel tavolo. Sempre. Anche se non sul tavolo, dai. E Felti che vuole uscire nel video. Il giorno dopo dovevo andare a Castelfranco, no? E però dovevo andare da solo. Però a quanto pare ho beccato Alex e mio fratello, che alla fine sono venuti anche loro. Sì, sono arrivati da soli dopo di me, però insomma, ci siamo capiti, ci siamo beccati a Castelfranco. Sono a Castelfranco e ho beccato anche una bella giornata di sole. Fa una passeggiatina, tutto trap style, già lo sai, e vediamo cosa succede oggi. Momento poi schiavo, ma. No, ma dillo bene. Che? Non vuoi? Al momento non voglio avere figli. Ok, quindi ragazzi all'ascolto sapete che al momento non vuole niente. Esatto, voglio divertirmi, far festa. I ricci. Iris, il GRU. Il cartello. Faccio il cartello. Oh, dai che ti travolta. Oh, dai che non c'è il palloncino. Oh, andiamo a prendere il palloncino, Alex. Ti fa anche il disegnetto con i pennarelli. Io sono. Ma chi è qua che suona? E ora? E allora? Classe! Vabbè, te fa screen del video. No, però vedermi io c'hai. Ah no, aspetta, posso fare la foto stesso, aspetta. Oh, fate foto stesso. Ragazzo, fammi. E allora? Sweeties, amici. Capo in rosa? No, per te? No, Per lei. È lo stesso negozio di prima. So che poi c'hai. Ah, Lorenzo, per tuo figlio questo è. Fabio no. No. Intanto quel che rischia di aver fiori quante CT. E capito le fiori. Al momento non voglio avere figli. Ma la volca liscia. Io voglio una ragazza che nella borsa porti dietro una volca liscia. Ecco. Molto gentile. Cioè,
Dimmi se non si può amare un uomo così che ascolta Capo Plaza. Su un'astronave, marcia adesso male. Comunque, giusto per cambiare, siamo al Mac anche questa settimana. Varalelle con che stile? Guarda qua il Latin Lover. Alex, ma se arriviamo, le occupa il Latin Lover. Ma se arriviamo a 700 iscritti, fu il video speciale. Fu il video speciale. Le tecniche di Alex per rimorchiare. Anche a massa. Buono, buono, buono. Dopo essere andati a Castelfranco e essere finiti al Mac a mangiare, tanto per cambiare, c'era una festa a Valdobbiadene. E che fai? Te la perdi? Eh no, che non te la perdi. Te va sul trattore? Va, Mario là. Ti ho brancato. A mí me gusta bailar. E allora? E allora? I nostri eroi ritornano vittoriosi. Vai Alex! Sta prima arrivare a Paradon, però. Bene ragazzi, anche questa settimana è finito qui, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi, condividete e noi ci vediamo prossima settimana con un nuovo vlog. Ciao!